Da 1 a 10 quanto è grande il problema del granchio blu e quando potrebbe diventare e che paletti bisogna imporre perché possa diventare un business importante e anche una risorsa? Nella zona qui di Porto Tolle, Pila, Scardovari siamo a 10 nella scala. Occorre prelevarlo il più possibile perché i pescatori lo stanno già facendo con successo, ma più ne pescano e più ne viene pescato, quindi non si vede un calo del prelievo di questo crostaceo. Esso ha già compromesso le principali biocenosi di alcune lagune come il Canarin, ma anche il Barbamarco, resettando tutte le forme di vita. Ormai il problema è ecologico e tutto quello che abbiamo fatto per diventare i migliori acquacoltori, venericoltori e mitilicoltori sono rese vane, nulle da questo crostaceo. Non possiamo vedere che scompaia la molluschicoltura del Delta del Po, che ha investito tanto sulla tracciabilità, sulla propria qualità, per colpa di questo crostaceo. Dobbiamo prevedere tutta una serie di iniziative. Quella del governatore, del nostro governatore, è stata molto valida, ovvero di chiedere lo stato di emergenza nazionale. Dobbiamo lavorare adesso con il governo per decretare questo stato emergenziale. Grazie. Prego. Gentilissimo.